Buongiorno. Ciao. Quando sono venuta in Italia avevo 18 anni e 5 mesi. Ok. Siamo stati a Udine 10 giorni. Da Udine ci siamo trasferiti a Tortona in provincia di Alessandria. Ok. Poi là sono stata, siamo arrivati in Italia il 30 di aprile, 10 giorni a Udine, siamo arrivati a Tortona 11 di maggio, mi pare, 12. E poi siamo stati là e siamo andati a lavorare, ognuno cercava lavoro dove trovava. Io sono andata a lavorare di una famiglia, marito e moglie, che non avevano bambini e avevano un negozio di orologeria e Ok. di gioielli e oro e tutto quanto. Erano due persone meravigliose che mi volevano un bene del mondo. Ok. Perché ero giovane, perché era una bella casa, sotto era il negozio, sopra era l'appartamento, io pulivo l'appartamento 3 volte 4 per settimana come gli serviva. Ok. Mi volevano bene perché ero una ragazzina giovane e sapevo fare i lavori. Poi mio papà aveva una sorella a Trieste, sono venuta a Trieste con mio papà e abitava mia zia in via dell'Istria vicino ai Carabinieri. Ok. E mi ha detto, lei ha detto a mio papà: lasciala qua, troverà un lavoro qua e starà qua con me finché non trova il lavoro. Poi avevo trovato lavoro in una casa, sempre lavori Ok. di casa. C'erano 2 bambine, una si chiamava Roberta, faceva la prima media e quell'altra più piccola aveva 6 anni, ha cominciato prima elementare. Il suo papà era commerciante di caffè al porto, perché quella volta c'era il porto, che era caffè ai sacchi, non era come oggi. La mamma di la moglie, la signora che era a casa, non lavorava. Anche là mi sono trovata molto bene, erano gente molto gentile, sia le ragazzine, la ragazzina, la più grande, aveva 14 anni, dopo quando io ero a 2 anni da loro, ogni tanto andava da qualche parte, allora io ero la sua nascondiglia. Perché quella volta le ragazzine non andavano in giro come oggi è un po' differente. Mi sono trovata molto bene, avevo sempre trovato gente molto brava, molto buona, sempre dappertutto, non posso lamentarmi, sempre tanto rispetto di tutti avevo, anche se ero una ragazza giovane. Poi i miei genitori hanno preso una casa in campagna, in provincia di Pordenone, vicino Maniago, dove ci sono le fabbriche dei coltelli. Ok, capito. Si chiama la città dei coltelli, Maniago. Sì. Poi là ho trovato il mio amoroso, mi sono sposata, ho avuto 2 bambini, poi sono rimasta sola con i miei 2 bambini, avevo 32 anni e sono ancora qua, che ne avrò fra pochi giorni al 37. Ecco, non mi posso lamentare perché grazie a Dio sto bene. Sì. Sì, anche di salute, anche se avevo tanti problemi ogni tanto, perché problemi no. Comunque passo, l'ultimo avevo Problema al polsi, ok. un'operazione con 6 punti, ma è passato, vedi. Ok, sì. Sono qua, sono molto contenta. Sì. Anche qua ho trovato gente bravissima, i vicini di casa, tutti di sopra, in parte dappertutto, sempre gente brava. Non mi posso lamentare, va bene? Ecco, perché ho conosciuto la tua bisnonna, che era una bravissima persona, anche lei, la tua prozia Lucia, che era amica è amica ancora dei miei figli. E poi seriale adesso. Ma adesso sono qua, sono contenta. Ok. Sì, contentissima di tutto, grazie a Dio, posso ringraziare il Signore e tutti i santi che posso ancora raccontare. Ok. Va bene? Sì. Ecco, non so altro cosa posso dirvi. Nimes, cosa posso dirvi ancora? Poi sì, abbiamo
ricevuto questa casa che è la mia gioia, il mio giardino, Ok. perché prima abitavamo a Trieste in via Scala Santa, quasi obelisco. Avevo una piccolissima casa, non c'era neanche il bagno dentro in casa. Invece quando siamo venuti qua mi pareva di avere una reggia. Avevo 2 genitori bravissimi che mi hanno cresciuta e educata. Non posso lamentarmi, Ok. va bene? Sì. Fino adesso non mi posso lamentare. Sì. Sempre qualcosa c'è che non va, però bisogna accettare tutto. Lo so. Nella vita bisogna accettare tutto quello che viene. Sì. Ricordati questo, bisogna accettare quello che viene. Ok. Va bene? Sì. No, non so altro cosa posso dire. La cosa che è quello che mi sono dimenticato di registrare il loro nome e cognome e dove sei nata. Sì, ma devo registrarlo. Sì. Allora, io sono nata a Pinguente 1 dicembre 1938. Ok. Ecco. Allora, grazie Maria. Niente in mestela. E ciao. Bravo, grazie a te. Non c'è di che. Ecco. E sono qua ancora. Lunedì 1 dicembre avrò 87 anni. Cosa vuoi di più? Già. Ecco. Grazie mille. Grazie a te.